Oggi davvero abbiamo avuto la possibilità di vedere e sentire e rappresentare questa realtà che è il coro Vincenzo Ferrari Consordi Lendinara, un coro che adesso è prettamente femminile e per me rappresenta anche un pochino un orgoglio, questo lo devo dire. Veramente, oltre a delle grandissime voci, insomma, che peraltro abbiamo avuto la possibilità e l'onore di ascoltare, anche dei grandi cuori, persone che davvero narrano anche la storia della nostra musica nel tempo, che ci permette di non dimenticarla, di fare cultura e soprattutto di mettere le ali al nostro territorio e travalicare i confini del Polesine e andare altrove. È un coro che si è già esibito peraltro a Venezia, abbiamo davvero avuto la possibilità di apprezzarlo anche all'interno del nostro Consiglio regionale, sperando che questo possa essere il trampolino di lancio anche per successive e autorevoli tappe. Noi arriviamo dal medio-alto Polesine, diciamo che tutto nasce grazie a questa sensibilità del maestro Vincenzo Ferrari. È ovvio che ci anima una passione grande per la musica antica, perché noi ci troviamo costantemente per fare prove, non è facile rendere quello che in antichità, insomma, spiritualmente si voleva, o anche come intrattenimento, come canto profano si voleva portare. Per noi è un divertimento, un piacere, è ovvio che è anche un momento di socializzazione. Noi siamo organizzate come associazione completamente autogestita, con risorse anche molto limitate, però il piacere di portare anche questa ricchezza culturale che il nostro maestro Vincenzo è riuscito a far emergere ci dà anche una gratificazione, a prescindere dall'economia di quello che riusciamo a realizzare. Però oggi offrite un repertorio che non è solo musica antica. Certo, ci stiamo sperimentando con la nuova direzione della maestra Patrizia Arduini in nuove forme corali che sono anche sfidanti per certi aspetti, perché appunto portano delle espressioni musicali, come dicevo, a volte piuttosto dissonanti, e quindi sono sia difficili da realizzare perché richiedono certe caratteristiche vocali, ma anche sono difficili per l'ascolto, perché chi non è ben formato a questo tipo di sonorità potrebbe fraintendere queste dissonanze come delle stonature. Quindi diciamo che è molto interessante anche questa nuova esperienza, che ci apre anche una possibilità di crescere su questo aspetto di attualità.